Ok. Nuova postazione. La buona. Un attimo, stiamo preparando, signori. Calma. Che poi a quest'ora non è che puoi pretendere tutta questa celerità. Però spicciolello va. Siamo tutti a dormire. È vero. È vero, credetemi, è accaduto. Ma come buonanotte. Sì. Sono le 7:10. Appunto. Diamo un applauso a Francesco che è venuto a prendere. Brutte cose succedono. Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei. Che le sta già sveglio. E scherzava con tutti i ragazzi Tra un po' all'infuori ci di svegliamo me. anche noi. Perché oggi non è Io bello. le ormai. piacevo. Non è bello il mare. Che strada facciamo? Lei Dove li mi portiamo? amava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Allora, tu, buongiorno da Lello e Franco. Oggi Buongiorno. Franco la notte perché Franco The Gate è FPS. Ma non è che un franco vale l'altro, non mescoliamo le cose. Oggi facciamo questo. Vabbè, Franco, io ti posso dire solo una cosa, visto che tu sei mezzo barlettano, vabbè, 100%. No, vabbè, in questo caso che tu vivi in due paesi, tu cosa vorresti vedere? E vai. Cosa vorrei vedere? La lista è lunga, non si... E poi ancora non abbiamo deciso quali sono le promesse elettorali che dobbiamo fare. È ancora che sti promesse elettorali? Tu la voto pure, No, non è mai avuto niente. e quindi fino a quando non la trattativa è in corso. Io per esempio vedi un po' quando io non capisco niente di politica, veramente, che non sapevo che Grillo non fa più parte di 5 Stelle. E infatti questa cosa non l'hai capita, non è che non fa più parte dei 5 Stelle. Ma non la seguo perché veramente io mi è schifato. Sì, Cioè, ecco perché io non seguo. ma fa ancora parte dei 5 Ah, Stelle. fa parte, ma Sì, è una questione tecnica di gestione. non è più leader. Cioè, adesso c'è un capo politico. Ah, E poi e chi è questo? c'è Di Maio, ma non è che non ci avventuriamo in questi tecnici. No, era solo per dirti che non capisco. Noi abbiamo dei problemi di prossimità a Barletto. Le sa No, siamo a Barletto. questo Caldecchi è per farti capire di politica come me ne intendo io. E vabbè, andiamoci a vedere, scagli per Ma non ce la fai come prima, bravo. e poi vedi, oggi devo andare pure a fare il gas. E oggi, visto che sei, vedi, Qui puoi che entrare. siamo a Miami. Vai. Andiamo dentro. Non preoccupare. Aspetta, scusa, ci stanno i segnali. Vai che c'è- tranquillo, quando è aperto è perché... L'ha detto dello sindaco. Vai tranquillo. Oh, io vado, il sindaco ha Pago detto- io se in caso qualcuno. A posto. Comunque ragazzi, il mare... Buongiorno Vicky. Il mare sta benissimo. Vicky! Ah, che bello! Ma cosa scenavi ahí? Puoi scendere dalla macchina. Ma quasi, vedi che spettacolo! Vai, zio, vai! Ha un buon... No, sai, dobbiamo cercare una 4x4 per andare direttamente sulla spiaggia. che bello! È vero, quello si può fare. No, non si può fare, Non si può arriva assaggiare. alla capitaneria e ti sequestra. Perché facciamo? A te la macchina. Scusa, mi vuole che non fai niente di male. Ma non ci puoi andare. È vero. Comunque buongiorno e buon sabato a tutti quanti voi di Barlette a Vest. Mamma mia, la mia macchina mi ha lasciato a piedi. La benzina ce l'ho. È la batteria che se n'è sciolta, ci ha salutato. Niente. Poi oggi volevo fare
innanzitutto ieri ho avuto una bruttissima notizia, ci ha lasciato un mio carissimo amico, mio carissimo collega Damiano, che veramente mi ha lasciato veramente, sono stato veramente male, ma poi ho capito, vedi, e quella è la cosa brutta di noi umani, che quando succedono queste cose ci mettiamo là, piangiamo, riflettiamo, ma poi una volta che sei andato a trovarlo e scendi, ti passa tutto e non dovrebbe essere così. C'è un ragazzo di 49 anni, ha avuto il posto da bidello fisso dopo speranze e anni di sacrificio, e poi questa vita Gesù gli dà questo bel... Ma dove lavorava? All'Ipsia, poi lavorava all'Ipsia, ha lavorato con me a Ruvo, ora lavorava all'Ipsia, sì, lavorava all'Ipsia. E faccio le condoglianze a tutta la famiglia, mi dispiace veramente. Comunque chiudiamo il discorso perché sennò poi ce ne siamo in punto io. E quindi, ma tu puoi cambiare sto Celentano, per favore? Sì, cosa vuoi sentire, Francesco? Metti una cosa nostra. Vabbè, mettiamo questa, dai. Capuzzo. È un bacione, è un bacetto da Re William e piccolo Giorgio. Lo chiamavano l'L rosso perché di dietro gli bruttasse. Dicevano ha fatto la più grande fanuva, ma Punce l'hanno asciutta a piacere. Ma lui l'ha voluta rifare perché è coraggiosa a sé. E così tutti i parlettari hanno sciolto era levante o giapponese. Sì. Comunque questa è una goliardia e basta. Comunque ragazzi, io voglio aprire un altro discorso oggi, che sono veramente incazzato per chi fa il venerdì sera, i giovani che non sapete mantenere l'alcol, che non sapete mantenere le droghe quando vi fate schifo, che vomitate vicino ai portoni. Oggi abbiamo trovato una bella vomitata vicino a casa, al portone di casa. L'altra volta una cacchetta, io ce la vomitata, c'è altro ma true. Cioè, ma un po' di condegno, di vergogna non ce l'avete. Cioè, se non sapete reggere l'alcol e la droga, statevi a casa, vedetevi un po' qualche film e non date fastidio alla gente, perché voi siete la feccia di Barletta, la feccia, l'immondizia. Cioè io non dico che non vi dovete divertire, poi gli schiamazzi, cioè alle 4 di notte, cioè comitive intere che non si rendono conto a gridare, cioè che io mi sono svegliato di colpo. Cioè ragazzi, rendetevi conto che ci sono degli anziani, degli ammalati, cioè non ci rendiamo conto di come siamo animali. Ecco la mia vera rabbia dove sta. E voi dice dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare questo. Questo lo possiamo far vedere a tutti. Ecco, sì, bellissimo. Non è un granché visto dalla macchina, però è bello, è bello. Cioè ragazzi, rendetevi conto, c'è è qualcosa di schifoso e non voglio dire altro, E allora, buongiorno, buona giornata a tutti quanti voi, come state, buon sabato. Ieri c'è stata una bella buonanotte con il grande capo ultras Donato Fanelli. Chi non l'ha vista andatevela a vedere, molto simpatica, come abbiamo detto degli aneddoti che abbiamo passato le trasferte insieme, abbiamo parlato di Spiro e niente ragazzi, io voglio dirvi solo questo per quanto riguarda quel discorso dei giovani, che cercate di avere un po' più di rispetto, perché è quello che ci manca a noi. Noi con un po' di rispetto in più siamo una città invidiabile da tutti, solo il rispetto serve. E chi lo dice non lo dice per fare un dittatore, per essere di più, è solo per questione di come dire, aiutami, no, a parte come dittatore ti vedo bene, però meglio di come lo sindaco, però che cacchio, dai, non può che, cioè tu
cioè, nella zona della cattedrale, c'è la zona storica di Barletta, cioè, la maggior parte della gente che ci vive è anziana, un po' di rispetto bisogna anche portarli. Questa musica bow, finisce la musica, si mettono a fecare, cioè, allora in questi casi il problema è che bisognerebbe far rispettare le regole, perché le regole ci sono. Anche l'insonorizzazione dei locali. Poi l'educazione delle persone è relativa alla prima multa, che è la prima volta che vengono portati in caserma. Ma parlo anche di quelli che stanno per strada, non è che puoi andare a fare schiamazzi a destra e a manca. E infatti il mare oggi è bellissimo e a voce se ne sta a sci. Siamo quasi a 25. Siamo a 25 che cosa? Quasi a 25. Oggi è 27. E quindi dopo Santo Stefano è passato Natale Santo Stefano. Mo ci aspettiamo. Da Numa, siamo aspettati a Capodena. E già ci stiamo preparando i mortaretti. Pum. Che altro è successo nel frattempo? Niente, ne succede a Barletta, non succede mai niente. di cose buone non succede mai niente. Quando succede qualcosa non hanno inaugurato niente ancora stiamo fiocco. Vedendo così andiamo. Non ci abbiamo fiocchi questa settimana. Io volevo fare gli auguri, che mia figlia dice ne fai gli auguri all'amico mio che oggi è il suo compleanno, non mi guardare più in faccia, ha ragione Russa, fammi ricordare Russa dove sei. No, che ti usa come un jukebox? No, vabbè, dice come fai gli auguri a tutti gli amici miei. Ciao no? Michelino. Ecco, facciamo gli auguri a Emanuele Toronzo che oggi compie gli anni, non so quando, ma tanti auguri Emanuele, di vero cuore, da mia figlia Rosa e da tutto lo staff di Barlit e Avest. Ma così proprio, tutto un pacchetto completo. Ciao sì, Rosa, dai, ciao Emanuele. Facciamo gli auguri. E il ma TG non si può fare a net fino a quando non si decidono di fare i nostri produttori. Quando si decidono lo facciamo, se non si decidono a net abbiamo troppe cose da fare. Lello, questa musica, vuoi mettere una cosa più buongiorno bambini, anche per parlare, perché se io l'ho messa apposta proprio perché non è solo musica e poi è buongiorno bambina. Buongiorno bambina perché Rosa, buongiorno mia figlia, scusa. È il cuore di tutti i cuori miei. No. È quello che racchiude tutto. Non avevo Rosa è mia madre, il concetto. Questa raffinatezza non avevo. Perché tu sai che Casagnorenda. Che concetto ti vuole bene assai a te. Lo so, io. Se ne vede che avrà i suoi buoni motivi, non essere geloso. No, anzi, mi fa un enorme piacere, caro Franco. Qui nel comune? Qui dici che lo dovevano togliere, ho visto una bella piazza disegnata, solo che bisogna trovare una ruspa, però sai che mi sa che dopo primavera la ruspa può venire a fare pulizia qua, c'è detto? Magari. Vabbè, anche se lasciamo il palazzo, facciamo una pulizia dentro. Secondo me si può fare, preferisco la piazza. Io sto a mia madre, magari si alza e se ne avverte di quell'effetto perché me che lei avuto sempre, perché stava dormendo, di quel vomito proprio vicino sul pianerotto di casa, cioè sul gradino di casa. Devo mettere una telecamera. E che amitate lei che mica i cani c'ha sti cristiani, Franco, il problema è un altro, che non bisogna farlo e basta. Cioè, stai attento a spezzi, ma c'è proprio. Capito? C'è che cavolo? Stanno le piante, ci vuole a vomitare a custo. Non c'è proprio il supporto, cioè proprio deve essere pezzenti, cioè privi di. Lello, ti hanno fatto arrabbiare. No, non mi hanno fatto perché queste cose ormai è all'ordine del giorno. Cioè, se tu abiti
se tu abiti nel centro storico. Questi sono i pro e i contro che hai. Purtroppo. Are, buongiorno, un saluto da Eraclio, a tutti i barrettani che state fuori. Oh ragazzi, siamo quasi 28, noi dobbiamo andare a lavorare. A che ora devi stare dentro? Alle 9:30. Allora tra 2 minuti stiamo là. Alle 9:30, devo timbrare, che qui non abbiamo la timbratura falsa, eh? Ecco, buongiorno amore. E allora, buon sabato a tutti quanti voi, buon weekend ragazzi, ce n'è tanto da parlare, ce n'è tanto, ma purtroppo non vogliamo essere sempre pesanti. E il silenzio è duro. E il silenzio è duro, bravissimo. Ma come è bellissimo. Sì, perché ripeto, da parlare come vogliamo parlare ne parliamo, ma un problema è l'altro. Allora noi dobbiamo dare il giusto buongiorno, far vedere la nostra città al suo risveglio con queste due belle voci di io e Francesco, è una bella musica e vi auguriamo un buon sabato a tutti quanti voi. E come dice qualcuno, è buone feste. E buone feste. Barlit e a veste. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.